La pazzia d'amore non sono eroici gesti romantici o vasi pieni di lacrime o battaglie contro il destino. No, no, qui siamo di fronte a un uomo che con le poche forze che gli restano tenta di mantenere quel briciolo di dignità che gli rimane di fronte a una donna che non si sa che cosa gli abbia fatto precisamente, ma che deve averlo maltrattato, umiliato, lo ha reso uno straccio. Insomma, questa Dark Lady gli ha messo un'angoscia nel cuore a William Shakespeare, che dopo tutto questo soffrire, tutta questa sofferenza e disastro passionale, lui che cosa fa? La supplica di tenerselo, la prega di restare con lui e di fare finta. È bellissimo. Ma lo fa con uno sforzo poetico esasperato, perché la supplica è travestita da minaccia disperata. Ma del resto, quante volte anche noi abbiamo chiesto aiuto a qualcuno alzando la voce. Sì, accorta, quanto crudele. Non tentare la mia muta pazienza con troppo duri disdegni, che l'angoscia potrebbe fornirmi parole e le parole esprimere qual è il mio spietato soffrire. Se m'è concesso avvisarti, meglio per te varrebbe se non amarmi, mio amore, darmelo almeno a credere, come stizzosi malati, quando la morte è vicina, dai medici hanno solo parole di speranza, che se dovessi disperare, io certo impazzirei, e nella mia pazzia di te potrei dir male. E questo mondo maligno è diventato sì perverso che le più pazze calunnie da pazzi son credute. Perché ciò non accada, né tu sii calunniata, porta diritti i tuoi occhi, pur se erri il tuo cuore sdegnoso